tenete conto che ad agosto noi chiuderemo 12 scuole dell'infanzia. Anche qui il dato medio è stato di circa 10-12 scuole dell'infanzia chiuse anno su anno in Regione del Veneto. Continua il trend negativo iniziato ormai da qualche tempo con la progressiva chiusura di una decina di scuole dell'infanzia paritaria all'anno. Ad agosto 2023 saranno 15 gli istituti paritari di ogni ordine e grado che termineranno la loro attività in Veneto. Di questi 12 asili, uno in provincia di Treviso e Rovigo, 7 nel Vicentino. Numeri dietro ai quali ci sono servizi alla comunità che vengono meno e posti di lavoro a rischio. Alla base delle chiusure la mancanza di bambini. Quest'anno le iscrizioni alle scuole materne sono diminuite del 4% rispetto all'anno scorso. Se 15 anni fa erano 1300 gli istituti paritari associati alla FISM, oggi se ne contano 1000. Realtà che oltre che con la denatalità devono fare i conti con risorse insufficienti a coprire gli aumenti. In media le scuole del Veneto hanno registrato incrementi del gas del 110% rispetto al 2022 e del 140% per l'energia elettrica. Hanno dovuto aumentare, ahimè, le rette. L'aumento della retta è stata all'incirca tra, le 20 e i 40 €, tra 20 e 40 € di media al mese. Dalla FISM Veneto un duplice appello ai comuni perché utilizzino in modo corretto i fondi del PNRR e sostengano le piccole realtà e al governo perché attui il Family Act e la legge 62 del 2000 sulla parità scolastica. Con delle risorse appunto certe, pluriennali e tali per cui, diciamo che con 300 milioni di € in più l'anno, noi salviamo tutte le scuole dell'infanzia paritarie d'Italia, tutte.